da Sergio Frigo a Francesco Iori. Francesco, come abbiamo sentito prima da Sergio, questo è il primo appuntamento di una serie che si svolgerà qui al Circolo Ufficiali di Padova. Sì, questo rientra nelle iniziative da un lato del circolo che vuole aprirsi sempre più alla cittadinanza, continuando una tradizione consolidata, e dall'altro il Lions Club Gattamelata che quest'anno fa i 40 anni di vita, è il Lions più antico a Padova e quindi a sua volta ha deciso di proporre un evento. Come contenuto abbiamo pensato di proporre una serie di incontri con autori veneti. Iniziamo appunto questa sera con Sergio Frigo, che tra l'altro ha scritto un libro sugli scrittori veneti proprio, e poi continueremo con Enzo Pace, che è un sociologo, un grande studioso delle religioni, ma anche grande conoscitore delle trasformazioni di questo Veneto che sta cambiando moltissimo. Poi avremo Antonia Arslan, che è per Padova proprio un simbolo, vorrei dire, letterario, che ha appena sfornato un altro dei suoi bellissimi libri. Tiziano Scarpa, è autore veneziano, e concluderemo con Romolo Bugaro, padovano, un scrittore molto fertile, che a sua volta sta terminando un'opera. Quindi un ciclo di incontri che si concluderà a maggio, molto costruiti sul dialogo, quindi non conferenze classiche, ma proprio un'interlocuzione con l'autore, non parlando dell'ultimo libro, ma di tutta la sua produzione, per capire il messaggio che ha da darci. Quindi Francesco, un Veneto che non è solamente un Veneto del fare, un Veneto di imprenditori, ma un Veneto anche di scrittori, di parole, di libri. Sì, certamente, perché se pensiamo a tutto l'arco della storia, ma anche se vogliamo solo limitarci all'ingresso del Veneto in Italia, 1866, questo secolo e mezzo, ha prodotto una serie di nomi di assoluta eccellenza, citando a caso Fogazzaro, Ippolito Nievo, Diego Valeri, Rigoni Stern, Zanzotto, Meneghello, Parise, Comisso. Insomma, abbiamo veramente una ricchezza che poche regioni possono vantare, però noi veneti la conosciamo poco e male. E siamo sempre individuati. Appunto, e allora siamo quelli degli schei. Per carità, gli schei sono importanti, ma se gli schei li si condisce con la cultura valgono ancora di più. Ritrovati intanto in questa serata un po' particolare. Io sono Gian Domenico Giuliolo, presidente del Lions Padova Gattamelata, che assieme a Francesco, che ha avuto l'idea di creare queste serate, ci siamo subito prodigati e abbiamo accettato di buon entusiasmo per seguire la